Siamo con Chiara Nardo. Chiara è reduce dalle Paralimpiadi di Tokyo, ha partecipato nel canottaggio ed è arrivata in finale. Chiara, domenica riceverai un omaggio da parte di Hippo Group, quindi ti chiedo un po' di ripercorrere la tua esperienza. Sì, io vi ringrazio tantissimo per l'invito che mi avete fatto, molto emozionante perché rientrare in un mondo dove praticamente ho vissuto tre quarti della mia vita fino adesso è una cosa fortissima e soprattutto ricevere un premio dal mio ex mondo è ancora più bello. E sono un ex guidatore di cavalli da corsa con più di 700 vittorie, poi purtroppo un incidente invalidante sul lavoro mi ha costretto a chiudere la mia attività. Però dopo essermi riuscita a rialzarmi fisicamente, fra virgolette, anche emotivamente, dopo tanta riabilitazione, avevo una sete di agonismo e di competizioni dentro che mi ha fatto tornare alla ricerca di un altro sport. Ho provato col ciclismo con Alex Zanardi, però si è rivelato non compatibile con la mia patologia e allora ho dirottato sul canottaggio che mi è entrato veramente nel cuore. È uno sport che mi piace tantissimo, come quello dei cavalli all'aria aperta, in mezzo alla natura, a contatto con l'acqua di un fiume o di un lago, con tutto il paesaggio che ci può essere intorno. È stato faticoso arrivare alle Paralimpiadi perché anche se sono appunto Paralimpiadi non ti regala niente nessuno. A Padova, alla Canottieri Padova, faccio solitamente 9 allenamenti settimanali, invece quando vengo convocata in nazionale, che mi alleno a Piediluco dove si allena tutta la nazionale para rowing, 13 allenamenti alla settimana. Sono reduce appunto da Tokyo, come dicevi tu Chiara, sono tornata da 20 giorni praticamente da un'esperienza emozionante e veramente dal punto di vista emotivo, perché 8.000 atleti di tutto il mondo con delle disabilità una diversa dall'altra e tutti insieme come eravamo in una mensa aperta 24 ore di 24 dove eravamo seduti uno vicino all'altro, seppur separati da delle vetrate trasparenti, ci hanno tenuti tutti insieme e vedere queste persone che, fra virgolette, come me, nonostante le difficoltà che la vita gli ha dato, reagire positivamente, riuscire ad arrivare ad una Paralimpiade, mi ha insegnato veramente più di quello che già forse vivendo avevo imparato, insomma.